perché questa centralizzazione delle decisioni a livello romano in questo momento sta premiando i porti efficienti. Non è un caso, ecco, che questi... Presidente Serracchiani, lei è intervenuta a questo convegno internazionale sui 50 anni dell'olodotto transalpino, ha indicato il molto che è stato fatto e quali sono le sfide per il futuro. Beh, intanto un ringraziamento all'organizzazione dell'evento, perché davvero c'è stata la capacità di mettere al centro Trieste, la storia, questi 50 anni, ma anche il futuro dei nostri buoni rapporti non solo con la società ma anche con la capacità che abbiamo avuto in un periodo difficile 50 anni fa di costruire un ponte, perché questo, oltre ad essere un tubo, è effettivamente un ponte senza confini che permette in un'Europa che in questo momento appare un po' fragile di fare delle scelte che sono state allora coraggiose e che adesso vanno ulteriormente rafforzate e ulteriormente ribadite. Oggi lo abbiamo fatto festeggiando in qualche modo un compleanno, ma augurando davvero lunga vita a questa infrastruttura. Ovviamente consapevoli che dobbiamo lavorare per rendere accessibile Trieste e il Friuli Venezia Giulia con le infrastrutture, con gli investimenti, occupandoci anche della finanza che ci permette di crescere e allo stesso tempo sfruttare una delle ricchezze maggiori che abbiamo, e cioè il porto di Trieste, la portualità del Friuli Venezia Giulia e il nostro indotto. Occorre puntare sui giovani, ha detto. Sì, è stato uno degli argomenti che abbiamo trattato di più, insomma. I giovani vanno valorizzati, vanno date loro delle responsabilità, anche per permettergli di commettere degli errori. Del resto nel fare si possono commettere anche degli errori, ma da quegli errori si deve imparare e si deve poter crescere. Vanno affidate queste responsabilità ai giovani, non si può chiedere loro di non partire per andare all'estero ma non dargli nessuna opportunità qui. Quindi credo oggettivamente che oggi abbiamo davvero segnalato queste esigenze e mi auguro che il Paese accetti la sfida culturale che c'è dietro l'affidarsi ad una nuova classe dirigente.